Bentornati, un altro speciale di Non Conforme qui con noi oggi. Radio Ascolto Live vi stupisce, non con effetti speciali ma con ospiti speciali. Questa è un'altra puntata speciale di questa rubrica che ogni tanto fa capolino ai microfoni di Radio Ascolto Live, che appunto Non Conforme. Di tanto in tanto, oltre ai nostri, diciamo così, le nostre rubriche consuete come Momentino News o l'addendum che diventerà presto il rompiballe con Simone Spiga, abbiamo spesso, ultimamente, alcune piccole puntate, piccole grandi puntate speciali da proporvi. Questa è veramente speciale, non che le altre non lo siano state, ma questa è veramente speciale, perché andiamo, con l'aiuto del nostro ospite di oggi, ad indagare sul cuore nero, più scuro, opaco della storia italiana, ovvero come la storia italiana è stata manipolata, modificata, influenzata, distorta e inquinata dall'intervento di potenze, quasi sempre straniere, sotto forma di apparati di intelligence. Spesso noi attribuiamo agli eventi storici o ad alcuni eventi che compitono a personaggi particolari, diciamo così, interpretiamo questi eventi come se fossero fatalità, eventi del destino o contingenze della vita. Niente di più falso. Spesso e volentieri, dietro questi avvenimenti c'è di mezzo una mano esterna molto nascosta, ma molto, molto ben intenzionata e caratterizzata da una strategia bella e buona. E di questo e di altro ha parlato, disquisito e scritto moltissimo l'ospite di oggi, ovvero Giovanni Fasanella, che è per la prima volta con noi. Giovanni, buonasera e benvenuto. Buonasera a voi, grazie dell'invito. Ora, la mia introduzione spero che ricalchi abbastanza bene il lavoro che hai fatto finora, che stai facendo tuttora. Penso di sì, credo che sia un... Prego. Sì, sostanzialmente sì, permettimi solo Assolutamente. una precisazione. È vero che c'è sempre stata nella nostra storia una mano esterna, diciamo, che ha tentato a volte, spesso, anzi con successo, di modellare il destino politico del nostro paese. Però bisogna dire anche che noi abbiamo fornito molta creta, ecco, permettimi di usare questa parola, molta creta a questa mano esterna per modellare le situazioni, i personaggi e così via. Assolutamente. Quindi... Voglio dire in sostanza sì, che la storia italiana da secoli è una storia che non può prescindere da quello che accade, è accaduto, si è mosso intorno, dal suo contesto internazionale, insomma. Ecco, c'è un nesso strettissimo tra fattore interno e fattore esterno. Da noi purtroppo si tende a sopravvalutare il primo, il fattore interno, e a cancellare totalmente il secondo, cioè il fattore esterno. Certamente. Quindi tu, il lavoro che stai facendo ci aiuta a chiarire, quindi in maniera importante, quello che è appunto questo fattore esterno. Do una piccola scorsa ai lavori editoriali da te realizzati finora. Abbiamo interessantissimi lavori come Italia Oscura, Colonia Italia, questo giusto per capire dove stiamo andando a parare in questi ultimi anni. Poi Berlinguer deve morire, una lunga trattativa, Intrighi d'Italia, le carte segrete del Duce, quindi ce n'è del bello e del buono. Non ci può dire che non siano stati indagati diversi aspetti, diversi periodi della storia italiana in maniera molto accurata. E quindi Però scusami, permettimi sì. di interrompere, e forse sarebbe il caso di citare anche l'ultimo libro Certo. in uscita da Chiare Lettere, Nero di Londra, e che riguarda proprio la nascita del fascismo e la creazione del personaggio Mussolini da parte proprio di una mano straniera, e insomma, quindi in questo caso i servizi dell'intelligence militare britannica, che hanno aiutato Mussolini a diventare un personaggio e poi
a conquistare il potere. Certamente, stavo arrivando perché volevo ovviamente dare grande spazio e risalto, questa è un'anteprima del tuo nuovo libro, quindi è l'occasione migliore per lanciarlo, quindi anche questa è un'ottima occasione per fare pubblicità a questo nuovo libro che sta uscendo con edizioni Chiare Lettere, quindi ne parleremo in maniera dettagliata, ma intanto voglio fare un piccolo excursus storico che ci aiuterà ad arrivare proprio lì dove vogliamo arrivare, proprio all'ultimo tuo libro, quindi è un percorso che proprio ci aiuterà a dare ulteriore risalto a questo testo in uscita. Allora, cerchiamo di inquadrare un po' la storia. Noi sto cercando, andiamo a lavorare quindi d'archivio. Andiamo a cercare quindi attraverso questa ricerca di documenti originali e comunque documenti pregnanti in questo percorso di influenza. Allora, cerchiamo, considerato che hai pubblicato un libro che si occupa proprio della figura di Mussolini, allora cerchiamo di restringere il campo delle ricerche, ma magari facciamo un piccolo balzo in avanti. Questo è un periodo storico particolare, il periodo storico dell'avvento del fascismo, quel grande movimento politico e sociale che c'è stato in Italia nel periodo, diciamo, a cavallo tra il 1919 e il 1922, quindi c'è una grande importanza, riveste una grande importanza il rapporto tra forze politiche particolarmente agitate come potevano essere quelle del periodo, cioè il periodo della rivoluzione bolscevica, eccetera, eccetera. Allora, in quel momento storico specifico, molti attribuiscono, la maggior parte, la vulgata storica, attribuisce, diciamo così, a delle forze interne, come ne parlavi tu prima, forze interne al paese, il ruolo principale nel preparare la strada per l'avvento del fascismo. Sì. Invece la tua ricerca di archivio ci regala una realtà molto diversa. Cerchiamo di inquadrare quindi questa realtà, grazie alle tue ricerche. Prego. Diciamo, il libro, l'archivio personale di Samuel Poe, Nero di Londra, il capo è basato dell'intelligence militare prevalentemente in Italia subito dopo Caporetto, e poi nei decenni successivi ha ricoperto tutti i ruoli politico-istituzionali più importanti della Gran Bretagna, tranne quello di Premier. Bene, allora dicevamo Caporetto. Ecco, a Caporetto, dopo la disfatta di Caporetto, si aprì per la Gran Bretagna un problema gigantesco, quello diciamo, il rischio sostanzialmente di un collasso del sistema italiano e di conseguenza l'uscita dell'Italia dall'alleanza con la Gran Bretagna e con la Francia contro gli imperi centrali. Era già accaduto poco prima nella Russia zarista, in seguito alla rivoluzione bolscevica, la Russia aveva abbandonato la guerra, aveva firmato una pace separata con i nemici e se si fosse diciamo ripetuto lo stesso scenario in Italia dopo Caporetto, sarebbe stato veramente un bel guaio per la Gran Bretagna. Un problema ancora più drammatico se si tiene conto del fatto che il leader del movimento neutralista, del partito neutralista dell'epoca, cioè il liberale Giovanni Giolitti, era in contatto con il suo ex collega francese Caillou e meditava, progettava, stando ai documenti dell'archivio di Oar conservati nella biblioteca di Cambridge e declassificati soltanto nel 2001, dicevo, Giolitti stava progettando un colpo di Stato in Francia insieme a Caillou per diciamo portare anche la Francia dentro uno schieramento neutralista e quindi a firmare una pace separata con
con la Germania e con l'Austria-Ungheria, e in quel caso l'Inghilterra sarebbe rimasta completamente isolata. Ecco, questo era lo scenario in cui si inserisce l'intervento dell'intelligence militare e quindi di Samuel Hoare, che viene inviato in Italia nell'agosto del 1917 con un obiettivo preciso: impedire il collasso dell'Italia, impedire che l'Italia uscisse dall'alleanza con l'Inghilterra e la Francia, che si affermasse nel nostro paese il partito neutralista, il partito della pace, che conquistasse posizioni di influenza il partito tedesco, che era molto forte nella grande industria e nella finanza soprattutto del nord. Ecco, e come farlo? Ecco, qui i documenti ci dicono due cose. La prima è che Samuel Hoare si affidò a un agente massone, quindi agente del il repubblicano Pirolini, un massone reclutato nel servizio inglese per preparare, diciamo, le condizioni politico-parlamentari favorevoli a una, diciamo, battaglia contro il partito neutralista, e poi a un signore di cui gli avevano parlato molto bene perché era un brillantissimo oratore, un uomo che affascinava la folla, e quindi diciamo sarebbe potuto diventare uno strumento formidabile se aiutato e plasmato e indirizzato in una certa direzione. Quel signore si chiamava Benito Mussolini, e Benito Mussolini venne reclutato da Samuel Hoare, questo ci dicono le carte. Venne reclutato nel servizio segreto militare britannico, venne reclutato naturalmente per fare la guerra ai pacifisti, venne reclutato per organizzare le sue squadre paramilitari e poi dopo la guerra per diciamo così, costruire un sistema di cui lui fosse il perno centrale, un sistema, diciamo, che in qualche modo garantisse gli interessi strategici della Gran Bretagna, che erano sostanzialmente due. Il primo, costruire un corridoio anglofilo dal Medio Oriente e poi attraverso i Balcani fino alla Baviera, e questo corridoio anglofilo, il porto di Trieste era diciamo il punto strategico di primaria importanza, e poi diciamo il predominio nel Mediterraneo. Samuel Hoare venne inviato in Italia per fare questa operazione e ci riuscì, devo dire, fu una delle operazioni più brillanti della storia dell'intelligence militare britannica, perché nel giro di 2 anni Mussolini, agitatore, divenne dopo la nascita, la fondazione dei fasci di combattimento con soldi britannici, divenne un leader politico, e poi quel leader politico, sempre con soldi britannici e con squadre paramilitari, le camicie nere, organizzate anche con il supporto del servizio militare inglese, conquistò il potere. Quindi il tutto avvenne 17-22, quindi nell'arco di 5 anni. Questo è, sì, prego. Questo è. Ora, questo in qualche modo, no, si dice, ma si sapeva? No, non si sapeva. Si sapeva che Mussolini aveva preso dei soldi dai francesi prima, cioè, per passare dall'avanti al popolo e fondare il Popolo d'Italia.
per abbandonare il partito socialista neutralista e passare, diciamo, alla propaganda attiva per la guerra, per l'interventismo a fianco di francesi e inglesi, soldi che erano transitati attraverso l'ambasciata francese a Roma. Si sapeva anche, questo diciamo in base a notizie più diciamo, emerse più recentemente, si sapeva anche di un contributo inglese nel 1917 a Mussolini. Ma quello che non si sapeva è che oggi attraverso questo libro noi documentiamo sulla base delle carte di Samuel Orr, quello che non si sapeva era che invece l'appoggio britannico a Mussolini fu un appoggio diciamo duraturo nel tempo, e non soltanto per sconfiggere i pacifisti, ma anche per costruire un sistema che poi diventò il regime fascista. Oh, allora, interessante che intanto per cominciare siamo riusciti a costruire, insomma, già mettere un mattone in questa costruzione che è fondamentale. Quello che vorrei che tu ci illustrassi è poi la continuazione eventuale, penso sicura, di questo rapporto occulto tra Mussolini e in qualche modo il governo inglese, perché ovviamente non si è arrestata questa collaborazione dopo No. la marcia su Roma, è continuata durante il regime fascista. Di fatto, e questo lo potrai confermare attraverso le tue ricerche, l'hai confermato anzi attraverso le tue ricerche, di fatto Mussolini ha continuato a mantenere rapporti diplomatici occulti col governo inglese. E in che forma? Intanto non solo occulti, diciamo anche rapporti alla luce del sole con i governi conservatori inglesi, e in modo particolare con Samuel Hoare e con Winston Churchill e con tutto il cerchio magico dell'establishment conservatore britannico. Questi rapporti diciamo, si sono sviluppati alla luce del sole sino alla guerra d'Etiopia, ma sono, sia pure in modo problematico e in parte anche conflittuale, continuati negli anni immediatamente successivi. Poi naturalmente ci fu la crisi, la ruttura, l'alleanza di Mussolini con la Germania nazista e la dichiarazione di guerra alla Gran Bretagna nel 1940. Ma fino ad allora, guarda, qui forse nel libro noi la citiamo, questa testimonianza eccellente di George Orwell, uno dei giganti della letteratura del Novecento, e Orwell scrisse un articolo nel 1943, eravamo in pieno conflitto mondiale, eppure Orwell ebbe il coraggio di denunciare le responsabilità dell'establishment conservatore per l'appoggio fornito per un lungo periodo ai fascisti italiani e ai nazisti tedeschi, e in un ipotetico processo che diciamo si sarebbe potuto celebrare a Londra dopo il 25 luglio del 1943, un ipotetico processo a Mussolini, Orwell disse che la Gran Bretagna non avrebbe avuto alcun titolo morale per processare il duce italiano, dal momento che aveva condiviso ogni singola azione, condiviso e appoggiato ogni singola azione del duce dal 1917 in poi. Ecco, se una colpa, naturalmente usava un paradosso George Orwell,
e disse se una colpa si poteva attribuire a Mussolini, semmai era quella di aver dichiarato guerra all'Inghilterra nel 1940, ma non certo quella di aver costruito il regime dittatoriale con i metodi che sappiamo. Quindi diciamo che in Gran Bretagna questo in qualche modo era senso comune, cioè l'appoggio di gran parte delle classi dirigenti di quel paese al fascismo italiano, appoggio non episodico e non momentaneo, ma un appoggio di lunga durata. Di questo si sapeva, oggi si intuiva quantomeno, se ne parlava anche liberamente, a differenza del nostro paese, che su questo punto è calato un velo di imbarazzo, per cui è uno dei grandi temi della nostra storia del Novecento, rimossi sistematicamente. Ebbene, dicevo, oggi però noi abbiamo le prove documentali di tutto questo. Abbiamo la certezza che ci viene dalle fonti messe a disposizione da uno dei protagonisti principali di quella storia, Sir Samuel Hoare. Beh, da quel punto di vista non si scappa, cioè i documenti ci sono, carta accanto, quindi bisogna anche prendere coscienza che questo rapporto, diciamo, politico-diplomatico tra i due governi è stato più che sostanzioso. Dimenticavo Prego. di dire una cosa a proposito Certo. di Weber, che è a suo modo divertente, se così si può dire, è che in quell'articolo Orwell giungeva addirittura a consigliare a Churchill di non processare Mussolini, perché Mussolini in un ipotetico processo avrebbe potuto chiamare a testimoniare tutti i principali esponenti della classe dirigente britannica, quindi una chiamata di correo sostanzialmente, e sarebbe stato piuttosto imbarazzante anche per Winston Churchill, e arrivò a dire che forse sarebbe stato meglio o lasciarlo fuggire in Svizzera con una borsa piena di titoli al portatore, oppure lasciare che gli italiani lo ammazzassero. E anche qui mi inserisce una vicenda abbastanza oscura. La fine di Mussolini, perché sebbene la Vulgata ufficiale abbia ormai dato, diciamo, per scontato che Mussolini è stato fucilato dai partigiani a Dongo nel 1945, c'è anche un'altra storia che è altrettanto possibile, che forse tu mi confermi che è anche documentato, ovvero la fine di Mussolini era stata in qualche modo programmata dagli inglesi per evitare che appunto si potesse verificare quella fuga di informazioni derivante da delle carte che Mussolini teneva in quella famosa borsa di cui ho parlato prima, che non era solo piena di titoli al portatore, ma era piena anche di documenti che attestavano in qualche modo i rapporti diplomatici segreti tra il governo italiano e quello inglese durante la guerra. E quindi era priorità degli inglesi fare in modo che questa cosa non venisse a galla. Assolutamente. E c'è appunto la teoria documentata, però penso che tu me lo possa confermare, che vorrebbe Mussolini assassinato da un agente segreto italiano, però al soldo degli inglesi, che è intervenuto proprio poco prima che ci fosse la famosa ufficiale fucilazione, per sottrarre questa borsa, oppure uccidere Mussolini e sottrarre questa borsa. Abbiamo prove documentali di questa teoria? Allora, questa è una teoria molto fondata. È una teoria molto, molto fondata, ma non possiamo dire con certezza, quindi sulla base di fonti documentali solide, che andò veramente così. Questo non lo possiamo dire. Che cosa possiamo dire con certezza? Perché emerge dai documenti che fino ad ora con Mario Cereghino abbiamo potuto consultare e studiare per lavori precedenti, golpe inglese, Colonia Italia, libri usciti sempre da Chiare Lettere, emerge un conflitto sotterraneo tra le autorità militari e quindi anche i rispettivi governi inglesi e americani.
americani. Gli americani, gli inglesi erano per l'eliminazione fisica di Mussolini, anche se questo compito dal loro punto di vista sarebbe spettato ai partigiani. Poi chi c'era tra i partigiani possiamo supporlo, ipotizzarlo, ma non possiamo dirlo con certezza, però è abbastanza probabile, verosimile, che nel gruppo di partigiani che catturò Mussolini ci fosse anche qualche agente del SOE, il servizio segreto inglese tempo di guerra. Gli americani invece volevano catturarlo, farlo prigioniero e processarlo. Ecco, quindi ci fu una specie di corsa contro il tempo tra americani e inglesi che, stando diciamo al risultato finale, fu vinta dagli inglesi, perché Mussolini fu preso dai partigiani e fucilato. Quindi di fatto abbiamo documentate le intenzioni dei vari governi, ma non... Questo lo possiamo dire con assoluta certezza. Perfetto, quindi l'intenzione è documentata, la vicenda no. Quindi possiamo sospettare con fondatezza l'epilogo della vicenda, avendo come certezza l'intenzione dei vari governi di agire nei confronti di Mussolini. E questo è già qualcosa, non è poco. Sì. Ora... Direi proprio di no, insomma. Certo, assolutamente. Ora, arriviamo al dopoguerra. Fine della guerra, ovviamente l'Italia è com'è, appunto liberata, occupata dagli americani, dagli inglesi, e si stanno creando i presupposti per la guerra fredda. E ovviamente inglesi e americani hanno i piedi ben piantati sul territorio nazionale. E il loro intento non è soltanto semplicemente di riformare e riorganizzare il governo italiano, la società italiana, ma anche ovviamente di indicare la via per un governo, una via politica che sia il più possibile aderente a quelli che sono i desiderata dei paesi occidentali, in questo caso inglesi e americani. E ovviamente si creano i presupposti per quella che sarà poi l'influenza politica di questi paesi nelle vicende italiane. Ora, i prodromi, diciamo così, di questo dal punto di vista, diciamo, dei rapporti segreti, i prodromi del dopoguerra, su quali eventi storici dell'immediato dopoguerra hanno influito fortemente? Sì. No, scusa, forse ti ho interrotto. Scusa. No, si parla del referendum che potrebbe essere stato influenzato, della formazione del governo. Prego. Allora, qui parlavo prima delle diverse intenzioni americane e inglesi sul destino anche personale di Mussolini. Questo conflitto sotterraneo tra inglesi e americani continuò anche nell'immediato dopoguerra, perché per esempio sullo status del nostro paese dopo la guerra, per gli americani noi eravamo un paese co-belligerante, sì, sconfitto, ma insomma c'era anche un riconoscimento del ruolo avuto dall'esercito di liberazione nazionale italiano, quindi dalla resistenza, quindi dai partigiani, che non erano solo ovviamente comunisti, era rappresentato l'intero arco delle forze antifasciste, quindi dai monarchici ai comunisti, e quindi un paese co-belligerante. Invece per l'Inghilterra eravamo un paese sconfitto, tout court, cioè un paese sconfitto in guerra tout court, e quindi già al tavolo della pace, delle trattative di pace del 1946-47 a Parigi, si pose questo problema, e l'esito finale fu che l'Italia dovette subire un trattato di pace capestro, molto umiliante. Insomma, è noto il discorso di De Gasperi a Parigi, e sono note le posizioni
espresse anche nel dibattito parlamentare per la ratifica di quel trattato, ma insomma dalla gran parte del paese quel trattato fu considerato come una vera e propria umiliazione inflitta al nostro paese, un'umiliazione che avrebbe nel corso dei decenni limitato fortemente la sovranità italiana da ogni punto di vista, e in modo particolare dal punto di vista della politica estera, nel senso che l'Italia aveva un margine molto, ma molto ristretto di iniziativa autonoma, in particolare nel contesto mediterraneo, dove dal punto di vista degli inglesi ogni iniziativa del nostro governo doveva essere concordata o comunque preventivamente vistata dai governi britannici, perché tra Italia e Gran Bretagna insomma, c'era un problema, un conflitto sotterraneo sul petrolio, sulle fonti energetiche. Insomma, l'Italia per la sua posizione strategica era una piattaforma importante per il controllo delle fonti di approvvigionamento energetico, e per questo la Gran Bretagna puntava a mettere le mani sul nostro paese. Poi limitazioni fortissime ovviamente anche dal punto di vista della politica interna. Il nostro doveva essere un sistema politico bloccato, che significava che una forza, a torto o a ragione, adesso non è il caso di stare a discuterne in questa sede, noi limitiamoci al dato di fatto, e il dato di fatto era che una forza politica, il Partito Comunista, non avrebbe mai potuto governare il nostro paese, quindi non potevamo avere un sistema politico basato sull'alternanza alla guida del governo tra uno schieramento, diciamo così, conservatore e uno schieramento progressista, perché in Italia esisteva un forte partito comunista con rapporti con quello che allora già si profilava come il nuovo nemico esterno, cioè il mondo sovietico. E poi limitazione anche dal punto di vista della politica della sicurezza, cioè nel senso che tutti gli apparati di sicurezza del nostro paese non potevano dipendere, come qualsiasi democrazia normale, dalle autorità politiche interne, ma da catene di comando esterno. E quindi insomma questo era il quadro che riguardava insomma lo status del nostro paese dopo la guerra. Ma diciamo, prima di arrivare alla codificazione di questo status, c'erano stati tra il 1944 e il 1947, con una coda poi nel 48, c'erano stati movimenti, c'era stata una vera e propria strategia dell'astensione che provocò migliaia di morti, con stragi, attentati, esecuzioni, tentativi di colpi di Stato. Insomma, allora, oggi noi sappiamo sulla base dei documenti, e qui c'è una differenza enorme tra l'atteggiamento degli Stati Uniti e quello della Gran Bretagna nei confronti dell'Italia dell'immediato dopoguerra. La Gran Bretagna, sappiamo oggi, insieme alla Francia,
e brigò prima per impedire l'elezione di un'assemblea costituente perché non voleva che si arrivasse all'approvazione di una carta costituzionale, e poi brigò perché non rimanesse la monarchia e non venisse, diciamo, non si passasse alla Repubblica, e poi brigò anche per una secessione, diciamo, delle aree periferiche del paese, delle aree di confine. Si progettava già una spartizione, gli inglesi e i francesi, si progettava già una spartizione del nostro paese, un'area di influenza per cui il nord-est sarebbe toccato, secondo i loro piani, alla Jugoslavia comunista di Tito, il nord-ovest alla Francia, il centro e il sud e le isole alla Gran Bretagna. Quindi, insomma, questo era il quadro di allora, e tutto questo diciamo fallì per nostra fortuna, in parte perché gli Stati Uniti si opposero a questa sciagurata politica anglo-francese, e poi anche perché, almeno in questo, ecco, il movimento unitario di resistenza fece sentire la sua voce, e l'arco delle forze antifasciste costituzionali, cioè quindi tutti i partiti politici che erano per una nuova Costituzione, riuscirono a trovare un'intesa tra loro, nonostante i conflitti ideologici molto, ma molto aspri. Togliatti e De Gasperi, per esempio, uno leader del Partito Comunista, l'altro leader della Democrazia Cristiana, trovarono un'intesa, per fortuna sul terreno costituzionale, che sanciva un equilibrio, quello che poi sarebbe durato sino al crollo del muro di Berlino, un equilibrio che prevedeva sostanzialmente un partito comunista in frigorifero ma in lenta evoluzione, e una democrazia cristiana sempre al potere, ma che comunque avrebbe garantito ai comunisti un margine di azione all'interno della nostra democrazia, una sopravvivenza. Ecco, la democrazia cristiana rinunciò sostanzialmente alla messa al bando del Partito Comunista, e il Partito Comunista rinunciò a compiere operazioni insurrezionali nel nostro paese, e su questo equilibrio si è retto. E su questo compromesso si è retto poi l'equilibrio politico dell'Italia postbellica. Quando questo equilibrio è venuto meno, per venire alla tua domanda, a una delle tue prime domande, quando questo equilibrio è entrato in qualche modo in crisi o è venuto meno, ed è successo diverse volte in quella fase, e in modo particolare e drammatico tra il 1969 e il 1978, ecco, quando questo è successo, insomma, ci sono stati problemi seri per noi, a cominciare dall'esplosione del terrorismo, sia di matrice neofascista che di matrice comunista. Assolutamente, anche perché da quel momento in poi la storia d'Italia è ricca, ricchissima ovviamente di avvenimenti storici, di vicende storiche che fanno, ormai è appurato, sono state orchestrate dai servizi di intelligence di questi paesi, ora gli inglesi, ora gli americani, quindi parliamo della strage del portale della Ginestra, poi arriviamo alle varie stragi nere, per non parlare poi della strategia della tensione, arrivando poi a Piazza Fontana, Italicus, i vari tentativi di golpe, Rosa dei Venti, golpe borghese, Caso Moro, l'elenco è lungo,
certo. L'elenco è lungo e sanguinoso, come giustamente hai detto tu prima. Quindi tutta una serie di avvenimenti, di vicende che, dietro le quali si nascondono le ombre a volte degli inglesi, a volte degli americani. A turno hanno fatto in modo di destabilizzare secondo loro stabilizzare in senso atlantista la politica del nostro paese. Qui c'è una differenza però tra americani e inglesi che non va sottovalutata, è che diciamo, mentre gli americani si preoccupavano diciamo così, della lotta al comunismo, gli inglesi si preoccupavano anche, forse soprattutto, della lotta all'Italia. Sì. È una differenza fondamentale, cioè, per cui per gli americani l'Italia poteva crescere economicamente e anche, diciamo, dal punto di vista del suo profilo geopolitico nell'area mediterranea, e per gli inglesi no, e per i francesi nemmeno. Cioè, quindi una crescita fortissima dell'Italia in campo economico, una crescita del suo ruolo geopolitico nell'area del Mediterraneo costituiva un problema per francesi e inglesi. Questa è una differenza che non viene quasi mai colta nemmeno dagli studiosi più attenti, dagli storici più accreditati del secondo dopoguerra, e invece emerge dallo studio dei documenti, delle rispettive amministrazioni. Insomma, la Gran Bretagna, pur essendo Italia e Gran Bretagna membri dello stesso schieramento di alleanze politico-militari, però c'era un conflitto, una guerra sotterranea molto cruenta, appunto come dicevo prima, sul petrolio e sul controllo del Mediterraneo, e la guerra mediterranea ha avuto una ricaduta interna anche insomma, innanzitutto durante, nel caso Mattei. Oggi anche sulla base dei documenti possiamo dire che la Gran Bretagna ha combattuto una guerra senza quartiere contro Enrico Mattei, proprio perché Mattei, attraverso la sua politica energetica, aveva conquistato posizioni di forza per il nostro paese, mentre declinava il ruolo dell'impero coloniale britannico e anche di quello francese, e poi successivamente anche con Moro, perché Moro non era soltanto l'uomo dell'apertura prima ai socialisti e poi ai comunisti. Moro era anche, dopo la morte di Mattei, uno degli artefici della politica mediterranea del nostro paese, e quindi era considerato, come Mattei, un nemico mortale per gli interessi britannici in quest'area. Adesso ho citato questa frase che appare, l'ho citata testualmente perché appare nei documenti, in molti documenti del governo, del Foreign Office, del Premier, dei vari Premier britannici, del Foreign Office, del Ministero degli Esteri, del Ministero della Difesa britannica, e così via, insomma. Ecco. Certo. Allora, due cose interessanti sul caso Mattei e sul caso Moro. Sul caso Mattei, allora, le teorie sull'assassinio perché di assassino si tratta di Enrico Mattei, sono diverse. C'è chi dice che sia stato ucciso da un complotto appunto ordito dagli inglesi. Ci sono altre testimonianze, come per esempio quella che all'epoca fece capo all'affermazione di Rino Formica, politico dell'epoca, secondo la quale affermazione Mattei non è stato assassinato dagli inglesi, ma da un certo paese medio orientale che aveva ricevuto un gran fastidio dal sostegno economico che Mattei aveva dato e dal sostegno ai movimenti diciamo, politici, ai governi, al suo atteggiamento, diciamo così, di favore nei confronti.
Sì. C'era Mario Pirani, che all'epoca era uno stretto collaboratore di Mattei. Mario Pirani, il giornalista per molti anni a Repubblica, ora è scomparso, che partiva da Roma con una valigetta piena di soldi e la portava ai dirigenti del movimento di liberazione algerino dal colonialismo francese. Questo fatto arcinoto. Io però al momento vedo due punti fermi, diciamo, nella morte di Mattei. A me non piace fare teorie e parlare di complotti, perché parlare troppo di complotti o avanzare teorie, diciamo, che non possono essere dimostrate, alla fine provoca soltanto un gran polverone che impedisce di capire che cos'è realmente accaduto. E allora quali sono questi due punti fermi? Il primo è che Mattei morì in un attentato. Non è cosa da poco, perché per molti anni questo dato di fatto è stato negato. Si è parlato di un incidente e chi parlava invece di un attentato, di un sabotaggio del suo aereo, veniva considerato un pazzo. E invece l'ultima inchiesta della magistratura ha stabilito che Mattei morì a causa di un sabotaggio del suo aereo. E l'altro punto fermo è la documentazione che è emersa, che con Cereghino abbiamo portato a conoscenza dell'opinione pubblica italiana, e la documentazione conservata nell'archivio di Stato britannico di Kew Gardens, dove c'è veramente una mole impressionante di documenti dai quali emerge un'escalation dell'ostracismo britannico, quindi non solo delle autorità politiche, ma anche delle compagnie petrolifere e delle grandi multinazionali britanniche nei confronti di Enrico Mattei, considerato una verruca, un'escrescenza da rimuovere. Insomma, è questo odio, direi proprio, perché di questo si trattava, odio contro Mattei, cresce dal giorno in cui Mattei si insedia alla presidenza dell'ENI, da lui fondata, mentre gli inglesi si aspettavano lo scioglimento dell'Agip. Quello fu il primo atto di guerra, diciamo, da parte delle nuove autorità politiche italiane contro gli inglesi, cioè la nascita dell'ENI, che l'Inghilterra non voleva. Insomma, quindi da allora sino alla morte è un crescendo impressionante, tant'è che uno dei documenti, che risale al 1962, quindi l'anno dovrebbe dire qualche cosa, dice: abbiamo tentato di fermarlo in tutti i modi, non ci siamo riusciti, forse è il momento di passare la pratica alla nostra intelligence. Ed era un documento del 62, dicevo, un documento del Ministero dell'Energia del governo britannico. Quindi, sì. Questo è provato, è documentato, dopodiché naturalmente voglio dire, questo non ci autorizza a dire che da Londra partì l'ordine ammazzate Mattei, perché la prova giudiziaria io dubito che si possa mai trovare. Sicuramente c'è un ostracismo impressionante contro Mattei, al punto da considerarlo una verruca da estirpare e da, come dire, da interessare, insomma, e da chiedere l'interessamento dell'intelligence britannica. Certamente. Mi fermo qui. No, prego, perché a questo punto l'affermazione secondo la quale veramente Mattei dava fastidio perché aveva un atteggiamento collaborativo nei confronti di diversi governi medio orientali ha dato fastidio sicuramente agli inglesi perché è documentato, però il sospetto, però solo un sospetto ovviamente perché l'affermazione di quel politico di qui sopra lascia il tempo che trova, perché è un'affermazione No, ma Rino Formica
insomma è un personaggio di grande spessore e quindi se ha detto quelle cose le ha dette anche a ragion veduta, ma non c'è contraddizione tra cose. È risaputo, diciamo, che c'era un ostracismo nei confronti di Mattei anche da parte dell'OAS, l'organizzazione terroristica francese che combatteva il governo de Gaulle perché de Gaulle aveva concesso l'indipendenza agli algerini e l'odio dell'OAS contro Mattei era forte almeno quanto quello britannico nei confronti del presidente dell'ENI. Quindi è possibile, io dubito che si possa parlare di governo francese, penso piuttosto ad ambienti dell'estrema destra francese adesso questa è la mia è un'ipotesi, Certo. Questo è bene avvertire chi ci ascolta, è un'ipotesi non suffragata al momento da documenti, ma è un'ipotesi verosimile, cioè è possibile, diciamo, che si sia trattato di un'azione, come dire, congiunta franco-britannica. Questo è possibile, almeno nella fase di progettazione. Poi, diciamo, certo, gli inglesi non hanno mai agito direttamente nella fase finale dei loro piani illegali in altri paesi e quindi anche in Italia. Hanno affidato, diciamo, il lavoro sporco a forze interne, quindi non lo so, può darsi, non lo so se la mafia, come si dice, o altre, o esponenti di Gladio, non ne ho idea, o di parti di Gladio, o di servizi segreti italiani deviati, non lo so, insomma, sono tutte storie che circolano, non mi stupirei se fosse vero, ma il punto è che data diciamo, la condizione di forte dipendenza anche dal punto di vista della sicurezza dell'Italia nei confronti di paesi stranieri e in particolare della Gran Bretagna, non mi stupirei se diciamo, fosse stata attivata qualche quinta colonna interna per eliminare Mattei. Possibile, è una possibilità. È una possibilità, come del resto è una possibilità che quel certo paese meridionale fosse la leva lunga di inglesi e francesi che in quel periodo avevano grandi rapporti, soprattutto di forniture militari, con un certo paese che poi andò a combattere una certa guerra negli anni 60. Vabbè, ma questa è una... no, qui diciamo io non mi spingerei No, ma oltre, infatti è una mia ipotesi questa. perché ma non è che io la escluda a priori, diciamo che noi dobbiamo attenerci alla documentazione Certo, che esiste al momento. Poi questo non significa che un giorno non si aprano altri archivi da quali emergano magari informazioni nuove e consentano di arricchire il quadro e di rendere anzi l'intera complessità delle dinamiche geopolitiche che si scatenarono intorno al caso Mattei. certamente, no, per carità, semplicemente siamo sempre nel campo, in questo caso specifico siamo nel campo delle ipotesi. Ora, Sì. vorrei spendere due parole anche sul caso Moro a proposito appunto del coinvolgimento di questi apparati. Allora, tutti quanti, la vulgata anche qui storica sta venendo demolita piano piano da ricerche sempre più approfondite come le tue, che ci stanno facendo capire che c'è stato un lungo e ombroso lavoro di intelligence dietro questa vicenda, a cominciare dal rapimento fino ad arrivare alla gestione delle prigioniere e poi, ahimè, all'assassinio. È ovvio che a questo punto possiamo stabilire a documenti acquisiti che non c'è un semplice lavoro di terroristi delle BR che riescono a sparare facendo fuori tutta la scorta, lasciando illeso Moro per poi rapirlo, non è semplicemente frutto di un addestramento fine a se stesso di pochi terroristi. Questa è una cosa che fa ridere, francamente. Sì, Non ci credono più nemmeno le pietre, appunto, le pietre, le teste di pietre. assolutamente. Perché ormai gli italiani ragionano e quindi a volte fanno anche troppe ipotesi, anche dietrologiche, complotistiche, però insomma la verità giudiziaria acquisita fino ad oggi sulla vicenda Moro è molto fragile, traballante, piena di buchi.
E però abbiamo anche qui una documentazione inoppugnabile a sostegno della, diciamo, della tesi di quantomeno della progettazione di operazioni illegali da parte del governo britannico, ma non solo. Il governo britannico insieme ai francesi, ai tedeschi e agli americani, settori, qui per, diciamo, semplifichiamo parlando, in realtà poi ci sono differenze anche all'interno dei vari paesi, non è che in blocco fossero tutti d'accordo, ma diciamo usiamo americani, francesi, inglesi per comodità, ecco. Però bisognerebbe entrare un po' più nei dettagli dentro le dinamiche anche all'interno di quei paesi, delle loro amministrazioni, delle loro intelligence, dei loro apparati di sicurezza, perché non tutti la pensavano allo stesso modo. Detto questo, diciamo, c'è una documentazione inoppugnabile che dimostra come gli inglesi, insieme ai paesi che ho citato prima e con una sorta di beneplacito anche da parte dell'Unione Sovietica, progettarono operazioni illegali contro Moro nel 1976, operazioni illegali. Non sto parlando di pressioni politico-diplomatiche o di sanzioni economiche, no, sto parlando di operazioni illegali progettate per fermare, bloccare la politica di Aldo Moro, operazioni che andavano, diciamo, dal colpo di Stato classico, quindi un capovolgimento, diciamo, un pronunciamento militare, un rovesciamento dei governi legittimi, sino a, ipotesi questa poi alla fine scartata, sino all'operazione chirurgica. L'operazione chirurgica che nei loro documenti gli inglesi definiscono, diciamo, un appoggio a una diversa azione sovversiva, in alternativa al colpo di Stato militare classico, irrealizzabile in un paese come l'Italia in quegli anni. Quindi su questo c'è una documentazione sterminata, una documentazione assolutamente incontestabile. Dopodiché uno può dire, ma mi mostri il telex partito da Londra e vistato da Washington, Parigi, Bonn all'epoca, in cui si impartisce l'ordine di far sequestrare Aldo Moro e poi di farlo ammazzare, io dico questo non esiste, ed è anche da ingenui pensare che quando si organizzano operazioni di questo tipo si lasciano poi le impronte digitali, ovviamente no, ma come nel caso di Mattei è altamente probabile che siano state usate, attivate quinte colonne interne per realizzare quell'operazione. Ma qui è altamente probabile, direi, è un'espressione addirittura sin troppo prudente, perché anche alla luce delle risultanze giudiziarie possiamo dire sicuramente che gli apparati di sicurezza italiani, i nostri servizi, gli apparati di contrasto al terrorismo hanno in alcuni settori invece lavorato per consentire ai terroristi di fare quello che volevano. E quindi di conseguenza non ci troviamo neanche a sicuro a casa nostra, perché anche i nostri apparati, come giustamente hai detto prima, sono semplicemente l'estensione degli apparati di intelligence di questi paesi. Allora sì, poi sull'oggi è meglio. Oddio! Sull'oggi non avrei arriverei qualche... all'oggi, perché poi ci verrebbe da piangere, guarda. abbastanza, infatti c'è un periodo sì, però non mischierei troppe cose, diciamo, perché sennò un ragionamento così equilibrato rischierebbe di essere inficiato da propaganda politica, ma no, io certo. credo che se si studiano le cose del passato in modo serio e approfondito si capiscono anche molte cose del presente. Assolutamente sì, anche perché c'è un periodo storico che poi
andrebbe approfondito e esaminato, che è appunto quello che va dall'inizio degli anni '80 fino alla caduta del muro di Berlino e oltre, perché poi c'è anche da esaminare Mani Pulite, poi tutta la decade dopo No, Mani Pulite, sarebbe una cosa terribile. sì, diciamo che sono, posso dire una cosa che è una mia convinzione, però ripeto, è una mia Certo, convinzione personale, anche se è una convinzione che si basa sullo studio di tutto quello che era accaduto prima, che l'Italia del post guerra fredda è un'Italia, cioè vedi, dopo la seconda guerra mondiale, anche se ci venne fatto ingoiare quel trattato di pace così, con delle clausole così umilianti, tuttavia, diciamo, si era formata allora una classe dirigente che, pur nello scontro ideologico furibondo, nelle divisioni così profonde tra gli schieramenti politici, però era una classe dirigente che in qualche modo aveva trovato un minimo comun denominatore su una nozione dell'interesse nazionale, che era la politica mediterranea, sostanzialmente la politica energetica, la politica dello sviluppo della grande industria pubblica capace di fare la concorrenza a quella privata, e si parla poco dell'industria pubblica, ma l'industria pubblica in Italia è stata davvero una cosa seria, il punto di forza, la leva attraverso la quale l'Italia ha potuto costruire, realizzare, il boom economico degli anni 60 e così via. Insomma, quindi c'era un interesse nazionale che nonostante tutto legava la politica. Oggi la politica che cos'è? È niente rispetto ad allora. Oggi i partiti non sono nient'altro che scatole vuote, diciamo, in cui è possibile che insomma centri di influenza esterni, diciamo, la facciano davvero da padroni. Insomma, e quindi vabbè, lasciamo non parliamo dell'oggi perché è veramente deprimente. diventerebbe una discussione molto, molto produttiva, ma anche molto, molto cattiva. Potrebbe Molto scapparci qualche cattiva. parolaccia. Sì, e poi soprattutto sarebbe una discussione al momento puramente teorica, e quindi Sì, è certo, ovviamente. inutile farla, ma ci possiamo dare appuntamento più Ah, avanti. molto volentieri, anche perché vorrei, Quando sì, ci saranno, appunto, cioè quando ci sarà una documentazione, diciamo, un po' più robusta, per poter dire che cosa è accaduto dal 1989, l'anno della caduta del muro di Berlino, sino ai giorni nostri. per quello ci sono gli archivi, infatti prima o poi si bisogna andare a fruire anche lì, perché certi documenti o spariranno per sempre o diventeranno magari dei documenti di dominio pubblico, per esempio i documenti. Sì. Vedi, io non ho molta fiducia sulla capacità del nostro paese di conservare la propria memoria documentale, anzi, proprio per niente. Quindi è assai improbabile che negli archivi italiani si trovi una qualche traccia davvero seria di quanto ci è accaduto, ma questo è anche per effetto, diciamo, di quei vincoli esterni, però per cui che si estendono persino alla gestione dei documenti riservati. Ci sono documenti coperti da segreto che non possono essere resi pubblici, declassificati, se non c'è un ok preventivo da parte della NATO o delle potenze vincitrici del secondo conflitto mondiale. Però all'estero ci sono molte cose, perché nonostante tutto la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, dico nonostante tutto, sono democrazie molto più trasparenti delle nostre e che hanno una, diciamo,
una legislazione sul segreto di Stato e sulla gestione del segreto che è assai più trasparente di quella italiana. Lì periodicamente i documenti classificati, salvo eccezioni, ovviamente, chiaro, no? Eccezioni particolarmente che riguardano temi particolarmente sensibili, però ogni tot anni la gran parte dei documenti classificati viene desecretata e depositata negli archivi di Stato, per cui lì si trova molto. Ecco, io mi chiedo, ma perché non ci vanno i nostri studiosi a guardare negli archivi stranieri? Questo più con Cereghino studiamo le carte britanniche e americane e più rimaniamo scandalizzati, è proprio il caso di dire, di fronte alla passività degli studiosi italiani, alla indifferenza, ecco, direi proprio all'indifferenza, alla mancanza di curiosità che davvero sospetta di molti studiosi italiani di questo periodo, del secondo dopoguerra intendo, ma non solo, direi dell'intero Novecento, insomma, nei confronti degli archivi internazionali. È una cosa che francamente non riesco a capire. Beh, insomma, in questo caso dovremmo tornare nell'ambito dei sospetti. Sospettiamo che magari siano stati in qualche modo non o fuorviati, magari indotti. No. Limitiamoci a dire per il momento che non tutti fanno il loro lavoro come dovrebbero. Infatti, questo lo possiamo dire. Infatti, poi adesso sono sospetti, poi naturalmente si torna nel discorso, chi fa un discorso cerca di analizzare il presente in maniera giornalistica, in maniera critica, in maniera attenta, può passare per un analista, può passare per un complottista, anche se il complottista di solito i complotti li scopre, o meglio, certo, cerca di denunciarli, ecco, appunto, cioè, il complottismo è una cosa che diciamo resta così nel vago, così è una cosa aerea che non si vede, si intuisce, ma non si vede, non si tocca, non si sente. Il complotto è una cosa molto più concreta e tangibile, visibile, quanto è più documentabile e documentata. Quindi il problema del complottismo si risolve semplicemente attraverso l'esame della documentazione, tutta la documentazione a nostra disposizione, compresa e direi forse soprattutto quella conservata negli archivi stranieri. Certamente, e quindi un compito che insomma, sarebbe da realizzare, cari studiosi, insomma, anche quelli attuali, ma adesso c'è più sensibilità, secondo me, anche perché si è allargata anche la platea di ricercatori, ci sono molte più persone che si fanno domande e cercano di fare delle ricerche, quindi c'è più speranza perché grazie comunque sia a questa realtà che è un po' della libera informazione, molte persone si fanno domande, vanno a cercare, chiedono, indagano, per cui la realtà dello studio non è limitata soltanto alle accademie, è una cosa molto più ampia, per fortuna, quindi questo c'è più è speranza. Vero e condivido, e quindi con te dico per fortuna. Quindi c'è più speranza di sapere le cose molto prima, adesso. La velocità del disclosure è molto più accelerata, ecco, questa è una cosa buona. Comunque, sì. Allora, è stata una di quelle conversazioni storiche che ha abbracciato... No, per carità, No, aspetta, volevo finire a dire storiche, che ha abbracciato un periodo storico importante, quindi ci ha aiutato a... storici, se no gli storici qui si inalberano, sai che vabbè. Mi loro... dispiace per gli storici, ma anche gli storici devono farsi un esame di coscienza a volte. Comunque, vabbè. Io penso di sì, però ognuno faccia il suo. Io e Cereghino facciamo i giornalisti e i ricercatori. Perfetto, allora... Non lo dico per sminuire, per no, assolutamente. Assolutamente, è una conversazione giornalistica di indagine storica.
Questa è una cosa questa che... è diciamo che è il concetto più corretto. Quindi diciamo che siamo riusciti a abbracciare un bel periodo cercando di capire, di scoprire le ombre che ci sono, e sono le cause forse delle ombre che ci sono adesso. Quindi indagare il passato per capire il presente è fondamentale. Quindi intanto devo ringraziare tantissimo Giovanni Fasanella, veramente disponibilissimo, e sono sicuro che dovrò ricontattarlo perché avremo sicuramente degli approfondimenti da fare, perché questa è stata un'introduzione alle grandi indagini sulle ombre della storia, ma dovremo tornarci perché ci sono delle cose da approfondire che sono indispensabili. Quindi per adesso ti devo ringraziare tantissimo. Ricordo il libro che in uscita, mi raccomando, Nero di Londra, in uscita per Chiare Lettere, l'ultimo lavoro di Giovanni Fasanella. È Mario Cereghino. È Mario Cereghini, chiedo scusa, in uscita in libreria il 4 di ottobre, se non ricordo male. Sì, 4 di Quindi ottobre. dal 4 di ottobre potrete cercarlo e comprarlo, un bellissimo libro, un'indagine giornalistica assolutamente da avere, da capire, da leggere e da approfondire. Quindi mi raccomando, come gli altri libri di Giovanni Fasanella, assolutamente tutti quanti da avere. Quindi Giovanni, ti ringrazio ancora tantissimo, ci risentiremo, ci rivedremo, perché necessa est, e volentieri. Grazie ancora, e questo era un altro speciale di Non Conforme, Radio Ascolto Live. Continuate a seguirci sulla pagina nostra di Spreaker, la nostra piattaforma audio, sul nostro canale di YouTube, crescete e moltiplicatevi, o persone che lo seguite, ci fa solo piacere, e poi seguite anche la nostra pagina di Facebook con gli aggiornamenti sulle nostre trasmissioni. Ancora grazie Giovanni Fasanella, grazie a Non voi. Conforme. Alla prossima puntata, ciao a tutti. A risentirci.